Non mi risulta che dalla discussione avvenuta nelle 4 ore in cui ci siamo ampiamente confrontati sia emersa chiaramente l'indicazione di togliere qualcuno da quella rosa o aggiungere qualcun altro. Nelle prossime ore, obiettivamente, alla luce del fatto che qualcuno si sta facendo un passo indietro, probabilmente non solo Achille Variati, se dovessero venir meno più di 1 o 2 persone, è il caso di riconvocarci urgentemente in direzione. Tensione palpabile all'interno del Partito Democratico. 24 ore fa il rumoroso e polemico passo indietro dell'ex sindaco di Vicenza, Achille Variati. Bisato difende il metodo democratico adottato in direzione regionale in un momento di cambiamenti a partire dagli equilibri del partito con le elezioni al segretario di Nicola Zingaretti. Da qua a dire che noi dovessimo indicare un unico nominativo al nazionale, non sono in grado di dirlo io, ma deve dirlo l'organo deputato, che è la direzione regionale. E tornando a guardare in casa, i numeri non sono parole e i candidati per le europee sono 14 in una circoscrizione che comprende 4 regioni con Calenda sicuro capolista. Se noi ne indichiamo in una rosa da 4 a 6, bisogna avere o la forza in direzione, con tutte le sensibilità del partito, di votare l'esclusione di qualcuno o la coincidenza su qualcun altro, oppure bisogna chiedere a tutte quelle sensibilità come mai hanno deciso che fosse il caso di mandare una rosa intera. Non è un segretario regionale che decide di tagliare la testa a qualcuno rispetto a qualcun altro. Con Variati, pronto il passo indietro di altri, sul piatto resta il candidato Moretti, forte di una popolarità sovraregionale. Ma le carte potrebbero rimescolarsi di nuovo e in caso di una nuova direzione Bisato puntualizza. Mi aspetto a quel punto che arrivino nomi, perché ragionare dell'aria fritta mi pare fuori luogo, e raccordi tra tutte le sensibilità del partito. Io ho svolto una funzione di terzietà alla luce anche del risultato dell'ultimo congresso nazionale.